Buonasera Daniele Emanueli, quarta puntata in stagione di calcio di rigore, puntata scoppiettante, lo dico subito, in virtù dei nostri ospiti e poi tra poco capirete chi sono, ma anche dei tanti servizi a nostra disposizione. Ma prima di iniziare vado a salutare chi mi affiancherà nella conduzione, ovvero diamo la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veronica. Ciao Daniele, buonasera a tutti voi. Quarta puntata di calcio di rigore, anche questa sera puntata ricchissima come anticipava Daniele, infatti abbiamo tante immagini e servizi, andremo infatti a vedere cosa è successo a Bellaria, scenderemo poi in eccellenza passando poi per la promozione con la FIA Riccione per arrivare fino alla prima categoria dove andremo a scoprire il derby fra Pietracuta e Perucchio. Infine passeremo alla prima categoria marchigiano dove ieri il Gabicci ha vinto per 2-1 con la Badese. Come sempre poi il finale lo deleghiamo al nostro settore giovanile con lo speciale. Questa settimana siamo andati a conoscere più da vicino i giovani del Torconca Cattolica, quindi diciamo che una puntata dove di certo non vi annoierete, soprattutto anche perché siamo in compagnia davvero di ospiti strepitosi, Daniele. Tantissimi ospiti, allora passiamo alla presentazione, iniziamo dal nostro opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Passiamo a salutare l'allenatore del Cervia Roberto Pirazzini. Buonasera a voi. Sempre vicino all'allenatore c'è un altro allenatore, ovvero Simone Lilli, allenatore di Torconca. Buonasera Simone. E infine il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, dunque Veronica, puntata straordinaria. Sì, spumeggiante davvero. Allora, è successo qualcosa in settimana, andiamo a vedere quello che è successo esattamente nella serata di giovedì a livello nazionale che riguarda da vicino il nostro Renzo Baldisserri. Una piccola sorpresa per voi spettatori. Prego, servizio. Mi venga il sole, ruotiamo, di più, basta così. Ci saluta Scotti e la Hunziker. Ma io cosa devo dire? Io non sono di qua, io sono un tifoso, sono un pesarese, sono venuto a vedere questa partita. E quindi? Città di Castello e Foligno per vedere una buona partita, un buon calcio, due bellissime squadre. Sì, ma due saluti ce li poteva fare però. Beh, sono due bellissime cose, sì, io non so chi sono, chi non sono, che è la Isinger. Questo eri tu, dunque, ha fatto morire da ridere, complimenti Renzo, ma l'hai fatto apposta la domanda? È avuto un successo, diciamo, strepitoso, non dico in tutta Italia, però... No, tutta Italia, eri sulle reti. L'hanno visto tutti, mi hanno sorpreso, ero a Città di Castello, mi sono avvicinati questi due signori che io non ho neanche riconosciuto, io pensavo che addirittura si parlava di calcio, ecco, pensavo che era una TV locale, ecco, tutto sommato. Andiamo bene. Infatti prima di me avevano intervistato Novellino. È vero. Quindi Renzo adesso ti sei rivisto e hai avuto modo, sei tranquillo stasera, sei pronto a parlare di calcio come sempre. Come sempre, non mi mancherà qualcosa, dai, c'è tutto da dire. Sempre sul pezzo il nostro Renzo. Sempre sul pezzo, prima di iniziare a vedere la nostra carrellata di servizio, una battuta con tutti quanti gli ospiti. Roberto, 3 punti importantissimi ieri. Sì, è una partita tosta, un derby per noi con l'Alfonsine, 3 punti sul campo con una squadra che sicuramente l'Alfonsine sarà nei vertici della classifica dell'eccellenza, però noi in casa al Todoli ci stiamo facendo valere, quindi sono molto contento, stato contento di questi 3 punti. Simone, in Spagna si usa il termine manite, quello che ha fatto ieri Torconca nei confronti del Folimpopoli in esterna. Ma ieri c'è la classica partita dove ti va tutto bene, dove alle prime occasioni la butti dentro, dove magari gli avversari ne hanno un paio, non riescono a farle e poi dopo la partita la porti insomma sui tuoi binari e rischi anche di fare 5 gol. Sono contento indipendentemente dai 5 gol dalla vittoria perché venivamo da una partita veramente non bella, anche se avevamo pareggiato, quindi avevamo portato sempre a casa qualcosa, però non avevamo fatto una buona partita col Del Duca. Invece domenica i ragazzi sono stati veramente bravi e anzi colgo l'occasione per fare di nuovo i complimenti a loro perché sono stati perfetti. Perfetto. Ottimo. Abbiamo già sentito da Simone delle anticipazioni, dopo torneremo ovviamente a parlare del Torconca. Sta prendendo fiato Giacomo, hai visto il nostro Renzo? Ah, ma noi non lo scopriamo adesso, dai, tanto è un po' di tempo che ci delizia con le sue trovate, le sue uscite, veramente un grande. Allora, carica i muscoli perché adesso iniziamo a parlare della Serie D. Sì. Cosa andiamo a vedere? Le prime classifiche, letture? Sì, andiamo a
vedere cosa è successo domenica in Serie D, vediamo se la grafica ci aiuta con i risultati. Eccola qua. Allora, quello che è successo per quanto riguarda la quinta giornata, allora abbiamo Alto Vicentino Clodiense 5-1, Bellaria Gemarina Lentigione 1-4, Corregese San Marino 2-2, Delta Calcio Rovigo Castelfranco 2-0, Juventus Forlì 0-2, Mezzolara Parma 0-0, Ravenna Imolese pareggio anche qui 0-0, San Maurese Legnano Salus 0-1, Azignano Chiampo Ribelle 2-0 e Villafranca Romagna Centro 2-2. Perfetto, questi erano i risultati, andiamo a vedere anche molto velocemente la classifica, dopo lo ricordiamo un turno molto importante, tra poco lo dovremo commentare proprio con il nostro, con il nostro Giacomo, prego. Esatto, vediamo infatti il Parma con 13 punti vicino in Lentigione, l'Alto Vicentino e il San Marino che stanno inseguendo le prime in classifica, poi abbiamo la Ribelle a 9 punti e poi di seguito il Legnano, Romagna Centro, Azignano Campo eccetera. In fondo purtroppo per il nostro Giacomo il Bellaria con un solo punto. Allora voglio subito chiedere a Giacomo che partita è stata quella del Bellaria e poi se ci dici invece questa classifica se corrisponde un po' a quelle che erano le tue idee riguardo a questo campionato. Io direi prima di partire dalla classifica, scusate ma devo ancora digerire la sconfitta di ieri, quindi è meglio partire piano piano con la classifica. Sinceramente i primi posti ho il piacere di vedere il Lentigione che è una, l'ho visto ieri, veramente una gran bella squadra, ma è una sorpresa essendo una neopromossa. E quello che riguarda le prime posizioni anche Romagna Centro perché ha una buona classifica veramente invidiabile e non me l'aspettavo. Rimangono indietro un po' il Delta Portotolle e la Corregese che per me restano tra le favorite, anche perché la Corregese adesso ha un attimo di difficoltà, c'è stato anche il cambio dell'allenatore con l'avvicinamento di Campidelli al posto del mister presente. E basta, io penso che la classifica si comincia a delineare, infatti ieri c'è stata le vittorie delle squadre di alta classifica, tutte vittorie con un bel risultato. Ecco, questo Legnano che ha vinto in 10 uomini sulla San Maurese, Giacomo? La San Maurese è in difficoltà in casa, fa solo punti fuori casa e a Forlì, perché non è che si giochi a San Mauro, ma a Forlì non riesce a ingranare e a fare il risultato. Questo è una cosa un po' strana, però è una neopromossa, quindi ha il tempo di rifarsi, però deve veramente imparare a conoscere la categoria. Ecco, questo è citato prima, infatti il Forlì può essere quindi la spina del fianco per questo Parma, che sembra insomma la squadra più accreditata. Sì, è indubbio il Forlì. Io non mi aspettavo una partenza dopo 3 turni di sospensione, quindi che erano rimasti fermi ai box tutti i giocatori. La squadra la credevo un po' più impallata, indietro con la preparazione, ma un 2-0 fuori casa è veramente un grandissimo risultato. Perfetto, e non dimentichiamoci che poi ci sono anche i turni di Coppa infrasettimanali, giusto Giacomo? Sì. Dove avremo il Castelfranco che giocherà contro il Mezzolara, Parma Ribelle, Forlì San Marino, Ravenna Romagna Centro, Bellaria Gemarino San Maurese e Caravaggio Lentigione. Questo Bellaria San Maurese, che partita ti aspetti, Giacomo? Sinceramente la Coppa Italia io non è che ne vada matto di questa competizione, nel senso che è giusto far giocare chi magari è indietro di preparazione, visto che ne abbiamo qualcheduno di giocatore, parlo per il Bellaria, che deve riprendere ancora il ritmo partita. Ci sono alcuni che o sono appena arrivati o sono fermi ai box da qualche tempo, quindi spero che sia l'occasione per loro per ripartire e mettere minuti nelle gambe. Sto vedendo le immagini girate ieri vorrei fare il commento della partita di ieri, sì, che per il Bellaria è durata praticamente 20 minuti, una bella partenza dove ha messo in difficoltà il Lentigione, che ripeto è una grandissima sorpresa ma gradevole, veramente una gran bella squadra, e dopo 20 minuti c'è stato questo episodio del calcio di rigore che ha spostato l'equilibrio della partita, un'ingenuità, un mix tra ingenuità e furbizia dell'attaccante Miftah, che al limite dell'area ha appena sentito il tocco dell'avversario è caduto per terra e ha procurato il rigore. Da lì basta, la partita ha preso una strada a favore del Lentigione, che ha cominciato a macinare gioco, abbiamo visto anche il raddoppio e quindi è veramente trascinato da
un attacco veramente di categoria, Mezgour e Miftah, veramente due grandi giocatori, che tra parentesi Miftah ha fatto una tripletta ieri, ha messo in difficoltà e ha dominato veramente la partita. Alla fine sul 4-0 c'è stato questo rilassamento naturale a 5 minuti dalla fine che ha portato al gol della bandiera del Bellaria con De Jori al primo centro stagionale, anche perché il Bellaria fino adesso ha segnato 2 gol, ricordiamocelo, di cui uno con Ribelle è stato anche annullato per il ricorso avvenuto. Sì, sì. Quindi sicuramente il Bellaria è da rivedere, da cambiare qualcosa, sicuramente lo spirito deve essere battagliero come i primi 20 minuti, però veramente complimenti a questo lentigione. Allora, Giacomo, andiamo a sentire anche quello che poi hanno detto i due allenatori nel dopo-gara. Andiamo a vedere appunto il servizio, le interviste. Diciamo che purtroppo forse oggi abbiamo giocato stando in campo come continuità, come provare a giocare, come situazioni che abbiamo pagato tutti errori singoli, tutti errori, la loro fisicità e la loro forza davanti, e abbiamo sbagliato su tutti i gol regalando le situazioni, però per il resto ha fatto quello che doveva, anzi forse oggi devo dire che per i 90 minuti ha giocato sempre per cercare di far gol e purtroppo abbiamo solo pagato i 50 anni di differenza che abbiamo tra noi e loro. Non le sembra oggi forse la differenza più grossa l'hanno fatta i due reparti offensivi, da una parte Bellaria che comunque ha fatto fatica a trovare la via anche della porta, dall'altra invece due giocatori che la porta la vedono e anche oggi l'hanno vista molto, diciamo. Sì, ma sto dicendo questo, che noi giocavamo, ci aprivamo, andavamo, loro con una palla lunga ci hanno fatto 2 gol, quindi non è che hanno inventato chissà cosa, hanno sfruttato le qualità dei singoli, ci sono errori da migliorare, ma è una crescita che la squadra deve fare e purtroppo oggi gli errori che hai fatto li hai pagati tutti perché avevi una squadra molto cinica e molto qualitativa davanti, oltre a una grande fisicità. I primi 10 minuti che non mi è piaciuto l'approccio e forse anche un po' il campo, loro che sono partiti bene e noi siamo partiti un po' molli. Poi siamo cresciuti, abbiamo alzato il baricentro e è andata bene, abbiamo avuto parecchie situazioni da gol, abbiamo fatto gol, siamo stati bravi a raddoppiare, abbiamo rischiato anche poco. Sono arrivati intanto dei messaggi, li leggiamo. A Cattolica è nata Sofia, figlia del capitano Michi Mercuri, congratulazioni. E poi c'è il capo ultras del Gavice Gradara che ti saluta, Veronica. Fedelissimo, grazie. Allora, mentre noi guardiamo la grafica del prossimo turno di Serie D, Renzo, c'era stato nell'ultimo turno anche un Imolese-Ravenna, una partita che tu avevi definito delicata per ambedue le formazioni. Infatti si è visto, quando c'è la paura le gare erano tutti 0-0, infatti sia Bardi sia Marsile erano secondo me a rischio, infatti l'unico risultato positivo per poter salvare la panchina per altri 90 minuti era solo il pareggio, però due squadre che secondo me io li ho visti male, tutti e due, ecco, perché onestamente anche se hanno secondo me un grandissimo organico, io il Ravenna l'ho vista a San Marino e non mi è dispiaciuto, però onestamente c'è qualcosa in quella squadra che non quadra. Però secondo me sia il Ravenna e sia il Limonese secondo me dovranno stare attenti fino alla fine, mentre invece io quest'anno vedo un campionato molto molto difficile. Non dite che il Parma sia padrone di questo campionato, non è vero. Vedremo. Perché c'è un altro Vicentino che è molto forte, poi c'è il Delta Rovigo che sta riprendendo e poi questo Forlì che è stato reinserito, ha 6 punti con 3 gare da recuperare, sì. Perciò penso che il campionato quest'anno per il Parma è la vita molto dura. La squadra che veramente che mi ha sorpreso fino a questo momento è il Ribelle e il Romagna Centro. Mentre invece la San Maurese, come ha detto giustamente l'amico Alpini, 4 punti su 5 partite, 3 in aperta tra le mura amiche, è molto grave. Però onestamente, lo dico con tutto il cuore, sia il Bellaria e sia la San Maurese dovranno soffrire fino alla fine per poter evitare i play-out, ma sarà veramente dura. Roberto, è San Marino che si ritrova in Serie D, 2 parole anche sulla formazione titana che comunque è lì, in alta classifica. Noi l'abbiamo incontrata in precampionato, in amichevole, una squadra che ci ha impressionato, poi tra l'altro Medri conoscevamo, quindi viene dalla Romagna Centro, quindi con Magrini preparatore, una squadra ci ha impressionati per i ritmi. Io mi auguro di questo, Serie D è un campionato difficilissimo, mi auguro che le squadre qui della nostra Emilia Romagna
possono salvarsi, posso dire qualcosa in questo campionato, perché ne va di traino per tutto il settore giovanile nostro, per tutte le squadre delle categorie inferiori. Quindi mi auguro che il Bellaria risalga da questo impasse, sono sicuro che ce la farà, perché tanti anni che sono lì, quindi un'ottima società, quindi... In bottiglia tra l'altro di giovani. Sì, infatti anche noi adesso ho imparato oggi che un nostro giocatore del Cervia, veniva dal settore giovanile del Bellaria, che ha fatto gol domenica, quindi mi auguro che ce la faccia, anche perché ho rivisto la partita del Bellaria in TV anche domenica, ho visto i primi 20 minuti veramente bene, poi dopo è scemato, ma un attacco strepitoso, direi, della squadra avversaria. Concordo. Simone, una parola anche su Forlì, è tornato finalmente in campo la formazione biancorossa, 2 partite ha giocato fino adesso, 6 punti, meglio di così non potrebbe andare. Beh, a parte che comunque la storia di una società conta, no? Quindi credo che qui in zona il Forlì sia una società molto importante, fa un campionato e magari l'anno scorso è retrocessa, quindi ci avrà anche uno spirito di rivalsa per ritornare nelle categorie che le compete, c'è un allenatore importante, c'è una società importante, quindi credo che alla fine, come diceva anche Renzo, sarà quella squadra che forse al Parma, insieme anche al San Marino, insieme all'altra squadra vicentina, possono dire la loro. Del San Marino mi ha impressionato che mi sembra che siano 2 o 3 risultati che perdevano e sono riusciti sempre a recuperarli. Sì. In extremis, addirittura mi sembra una partita anche a vincerla, sì. Quindi vuol dire che sanno quello che vogliono e non mollano mai, questo è importante. Formazione ben collaudata. Sì. Adesso andiamo pure avanti, Veronica, prego. Benissimo, allora dalla Serie D passiamo alle eccellenze, andiamo a vedere cosa è successo domenica. Eccoci qua con i risultati. Allora abbiamo Argentana Axis 1-0, Cervia Alfonsine 2-1, Conselice Sant'Agostino 2-2, Copparese Cattolica 2-2, Massa Lombarda Classe 0-0, Portuense San Lazzaro 0-0, Progresso San Vignanese 1-2, Sampierana Old Meldola 0-2 e Sasso Marconi Gran Amica 0-1. Questo era dunque l'ultimo turno. Cosa ci puoi dire, Roberto? È un campionato difficile, vedendo anche le diverse formazioni che militano, no? È un campionato impegnativo, grandi squadre, grandi allenatori, grandi giocatori, l'eccellenza ha sempre dato grande spettacolo in questi anni. Noi siamo neopromossi, quindi siamo nuovi di questo campionato. Allora, per ora i risultati sono portati un po' alterni, fuori casa non abbiamo fatto benissimo, però in casa al Todoli ci stiamo facendo valere. Domenica un ottimo risultato. Domenica veniamo qui dalle vostre parti, a Cattolica, a trovare sì. l'amico Gori. Speriamo di invertire questo trend sulle partite esterne. Però dico, fino ad oggi sono molto contento della mia situazione lì a Cervia. Beh, vedendo la classifica sicuramente siete a un punto dalla prima. Adesso qual è l'obiettivo vero del Cervia? Tu dicevi giustamente, quest'anno siamo arrivati, però c'è anche un detto, non mai accontentarsi, no? Grande umiltà, perché io so da dove vengo da Fossoghiaio. L'anno scorso ho avuto il piacere di incontrare il mio collega Lilli 2 anni fa, quando eravamo avversari sul campo. Tra l'altro un bravissimo allenatore, ho sempre ritenuto un bravissimo allenatore, quindi mi ha fatto piacere veramente ritrovarlo qua stasera. Però, è bella questa cosa, sì, no, certo. Siparietto molto curioso. Il calcio dà sempre tante cose, dà e toglie, però sono sicuro che le persone serie le rivedi al di fuori del campo e le apprezzi per quello che sono. Quindi mi fa piacere rivedere in altre situazioni, non sul campo, ma qui ad esempio su uno studio televisivo, colleghi su cui confrontarsi e ricordarsi dei prometto che non era concordata sta cosa, cioè no, tra l'altro Simone, guarda, proprio la scorsa settimana Renzo nella top 3 dei mister, è vero Renzo, avevi citato Simone come migliore allenatore della settimana, tra i migliori, ecco. I risultati ti hanno dato ragione. Grazie, non vuole bene Simone. Non sono bolognese di origine, quindi non ho mai avuto occasione di incontrarci prima, ci siamo solo incontrati sul campo, quindi veramente gli auguro tantissimo di cuore un ottimo campionato, come ha fatto l'anno scorso, sebbene il risultato finale non è stato così favorevole. Però a parte questo, quest'anno noi siamo in eccellenza, sono veramente contento di questo. È un campionato impegnativo, umiltà, perché sappiamo dove veniamo, la società non ci fa pressione, sa benissimo che è un campionato impegnativo, abbiamo un settore giovanile dietro
che stiamo lavorando sui giovani, stiamo portando sui giovani in prima squadra. Il nostro obiettivo finale è riuscire a strappare la salvezza. E questo è importante. Allora, mentre prima di dare la parola a Veronica e a Renzo, chiedo al nostro Stefano Papini, così facciamo regalo anche a Roberto, se ci manda le immagini del Cattolica del turno infrasettimanale, quindi parliamo dello scorso mercoledì, così eccole qui. Ecco le immagini, esclusiva di Rete 8 VGA Telerimini. Renzo, so che sei pronto con il foglio per dire qualcosa in merito a questo campionato, le tue curiosità, il tuo punto di vista in base a queste prime giornate, vedendo anche la classifica che prima ci ha illustrato per l'appunto il nostro Stefano Papini. Sì, io vorrei subito rispondere all'amico Roberto. Lui dice che è un grandissimo campionato. Sì, sono dei grandissimi nomi, è un campionato difficile, però non sono proprio convinto di quello che lui dice. Secondo me è un campionato a livello pazzo. Perché dico questo? Non c'è una continuità in questo campionato, non c'è una continuità. Le squadre più forti sulla carta è l'Alfonsini, il Progresso e il Massa Lombarda. E poi chiaramente non mancherà la sorpresa. Perché dico questo? Mercoledì ci sono state 3 squadre, Progresso, Sampierana e non mi sfugge il nome, Sampierana, ecco, e Sasso Marconi. Hanno vinto entrambi in trasferta. Ieri hanno perso tutti e 3 in casa, c'è qualcosa che non quadra. Non è un campionato questo, non sono squadre credibili. Questo è il mio punto di vista. Simone? Siamo ancora all'inizio, Renzo. Va bene, sono d'accordo, però io l'ho preso così. Una squadra che mi vince 3-0 fuori casa e mi perde in casa con lo Savignanese, che è un'ottima squadra, che secondo me sarà la rivelazione di questo campionato. Un Sasso Marconi e una Sampierana che vanno a vincere in trasferta e ieri perdono in casa. C'è qualcosa che non quadra. Onestamente è un campionato elevatissimo, però secondo me più verso il basso che verso l'alto. Chiaro che le favorite secondo me sono queste 3 squadre, l'Alfonsini, il Progresso e il Massa Lombarda. Ti faccio una domanda. E poi ho visto anche il Cervia, che il Cervia onestamente è una ottima squadra. Davanti c'ha 2 ottimi attaccanti che ti piace, che mi piacciono e cambieranno veramente in doppia cifra. Però ho visto un reparto difensivo alquanto latitante. Ti chiedo questo. Infatti è la difesa più perforabile del campionato, anche se la prima domenica hanno preso 6 gol, qualcosa mancava. Però onestamente in questo campionato secondo me è un livello un po' basso. E ci sono delle squadre non continue. Ecco, sono secondo me così, non sono affidabili. Mi allaccio al discorso che stai facendo anche per presentare, il mister ovviamente non ha bisogno di noi, per presentare un po' la prossima sfida. Tu hai visto il Cattolica da vicino, mercoledì eri lì proprio a commentare queste immagini contro il Sasso Marconi, ieri c'è stata la formazione di Gori che ha ottenuto il pareggio proprio in extremis grazie alla doppietta di Pieri. Ecco, una piccola presentazione anche da casa per... Ma il Cattolica è una squadra che quest'anno è rimessa tutto a nuovo, 8-9 undicesimi sono nuovi, non è facile per un mister amalgamare una squadra così. Io l'ho vista mercoledì, veramente, ecco, ho visto un primo tempo interessante, mi è piaciuto, infatti quando dicevano, dopo nel secondo tempo probabilmente è stato un calo fisico di questa squadra, ha preso 2 gol, forse il tempo, il campo impraticabile, qualcosa, però ha avuto un calo fisico, ecco, diciamo, l'unica cosa negativa di questa Cattolica è stato questo secondo tempo. Altrimenti ha tutti gli ingredienti per fare un buon campionato. È chiaro che ho visto del campionato questo con Selice, questo Copparese, la stessa Cattolica, Portuense, sono squadre che la stessa Sampierana, stesso Sasso Marconi dovranno lottare infine per evitare questi playout. Però ripeto, secondo me è un campionato, una prova brutta, non affidabile, perché ancora se devo dire chi è la favorita non saprei dirlo, perché con questi risultati a sorpresa vuol dire che il campionato secondo me è a livello basso. Non so se è d'accordo il mister. Roberto. Concordo su questa cosa qua, però 3 partite in una settimana alla fine vanno a falsare un po' quello che è il campionato. Un forte dispendio di energie. Soprattutto iniziati i primi freddi, qualche pioggia, certo. Campi un po' allentati, quindi noi la partita di mercoledì sera col Conselice pioveva, quindi e 3 partite in un campionato si fanno sentire, per quello che le forze verranno fuori adesso appena il campionato inizierà ad allungarsi un po'.
Roberto, una domanda, vedendo anche lo stato attuale di Pieri è uno tra i giocatori più in forma, nelle ultime 2 partite 3 gol, ecco, speciale protezione per lui in vista della... Noi, come diceva il nostro grande opinionista, è una delle difese più perforate del campionato. Ci mancavano un po' di giocatori all'inizio, adesso stanno arrivando, è ritornato Spada, è ritornato il nostro difensore centrale. Questa settimana ci impegneremo a lavorare molto di più sulla fase difensiva perché, ripeto, il nostro trend è riuscire a migliorare fuori dal Toddoli. Bella la risposta che ci ha dato il mister, ci ha dato anche qualche chicca di mercato. Sì. Andiamo avanti, prego Veronica. Sì, dopo aver visto il prossimo turno passiamo invece in promozione a vedere cosa è successo domenica. Prima però... Ci fermiamo 30 secondi, avete ragione, ci fermiamo 30 secondi, ma proprio un minutino per la pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento, qui c'è tutto, mi diverto, sto andando forte! Sì, qui ci sono un sacco di scarpe, furia di girare le consumi. Bella Oliviero, questa era bella. Questa un po' meno Oliviero, questa. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Ben ritrovati amiche e amici, oggi siamo qui per presentarvi la ditta Conti Orazio che dal 1975 trasforma la vostra vecchia vasca da bagno in un comodissimo piatto doccia. Come questo, in solo 8 ore, senza intervento di muratore, senza intervento di idraulico, con tantissimi accessori per voi. Chiamateci e io personalmente verrò a casa vostra per un preventivo gratuito, senza impegno. E inoltre potete recuperare il 50% della spesa grazie agli sgravi fiscali. Siamo a Morciano di Romagna, a 5 minuti dall'uscita del casello dell'autostrada di Cattolica, in via Due Ponti numero 28, col nostro showroom. Chiamateci, vi aspettiamo! Da Conti Orazio, grande novità. Personalizza la tua doccia con tutte le immagini che desideri. Per riaccendere il tuo look, fatti tentare dal magico mondo di Dada. Collane, braccialetti, orecchini, spille, borse e tanti accessori per le donne di ogni età, rigorosamente made in Italy, nati dalla creatività di Agnese Druda. Preziosi, moderni, femminili, eleganti per ogni occasione. Dettagli unici ed originali per esprimere grinta, raffinatezza, passione e sicurezza. Idee regalo per arricchire il tuo outfit. Ci trovi in via Vittorio Veneto 44 a Gabice Mare e siamo aperti tutti i giorni. Dada Accessori Moda, per dare luce alla tua femminilità. Strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. Nuovamente in studio con Calcio di Rigore, andiamo adesso a vedere cosa è successo in promozione. Renzo, cosa andrai a vedere mercoledì? Ma ci sono tante gare, ma io penso che la gara più interessante, che lo voglio vedere, è troppo Calcoriano e Marignanese. Ecco qua. Allora, vediamo un attimo i risultati. Allora abbiamo Calcio del Duca Troppi Calcoriano 2-0, Diegaro Castrocaro 1-1, Forlì Popoli Calcio Torconca Cattolica 0-5, Fosso Ghiaia Bachia 1-3, Fiariccione Valle Savio 0-1, Gatteo San Pietro in Vincoli 0-2, Marignanese Sant'Ermete 1-0, Real Dovadola Ronta 1-0 e Russi Real Miramare 2-2. Mister Lilli, allora questa partita, questo 5-0, ci racconti un po' cosa è successo? Ma è successo che ti capita la partita dove ti va tutto bene, dove riesci subito a fare sul campo quello che hai provato in settimana. Alla prima, mi sembra la seconda occasione l'hai buttata subito dentro, alla terza gran punizione di Gravina nell'incrocio dei pali 2-0. E poi dopo il Forlì Popoli ha provato in un paio di occasioni, ha avuto 2 o 3 situazioni abbastanza pericolose, non concretizzate, poi hai fatto il 3-0 e dopo la partita ti si mette in una certa maniera. Quindi diciamo siamo stati molto bravi a mettere in pratica quello che avevamo preparato in settimana e a farlo al 100%, e poi dopo le cose ti sono venute di conseguenza, questa è una cosa importante. Ecco, che Torconca è quella di quest'anno, mister? Ne parlavo prima con il mister che mi ha fatto la stessa domanda.
Ancora, se devo dire la verità, non è che non te lo so dire nemmeno io, lo so, però non ho un punto di riferimento, perché è vero che questo è il terzo anno, è vero che 2 anni fa facevamo la stessa categoria, però abbiamo cambiato parecchio. Rispetto a 2 anni fa, quando siamo saliti, sono rimasti 3 giocatori, rispetto all'anno scorso del campionato d'eccellenza è lo stesso, siamo rimasti gli stessi 3 giocatori, abbiamo cambiato parecchio. È anche vero che a differenza degli altri 2 anni ho più, diciamo, ho 3-4 tra virgolette anziani in più, però dopo passo subito ai 97-98. Ecco, forse la differenza rispetto agli ultimi 2 anni è proprio questa, però è anche vero che quando c'hai giocatori nuovi devi avere almeno quelle 7, 8, 10 partite per capire. Infatti sono curioso mercoledì sera che giochiamo contro il Bachia, che considero una delle, diciamo, delle pretendenti, anche perché negli ultimi 2 anni, 2 anni fa ha lottato con noi fino alla fine, l'anno scorso ha perso lo spareggio col Cervia, la considero una squadra, una delle più forti, insomma quella che arriverà fino alla fine. Sono curioso di vedere a che punto siamo arrivati dopo 5 partite, è un bel test per me. Ecco, oltre al Bachia, quali sono a suo avviso le squadre più accreditate? Vedo un San Giovanni che ha la convinzione, forse rispetto ai 2 anni precedenti, mi sembra più convinto di quello che vuole fare. E quindi ha un gioco ben preciso, ha delle idee ben precise, c'ha gli interpreti che possono, soprattutto davanti, possono fare male. È fatica a fargli gol, quindi secondo me sarà una squadra che potrà dire la sua fine alla fine. Ci metto il San Pietro in vincoli, anche se non lo conosco, però dalle immagini che vedo ogni domenica hanno un potenziale offensivo incredibile, fanno delle giocate insomma abbastanza importanti, che per vederle insomma dici cavolo, che sono bravi. E poi Valle Savio sicuramente, l'ho visto sabato con il Fiariccione, 2 belle squadre toste da affrontare con giocatori importanti. Ecco, queste sono secondo me le 4-5 squadre che sono attrezzate. Poi dopo in ogni campionato ci sarà, come ha detto Renzo prima, la sorpresa, ci sarà quella che dovrà stare davanti, invece non gliela fa, però è anche vero che per delineare secondo me i valori 7-8 partite, 9 partite, poi dopo i valori vedrai che vengono fuori. Daniele? Io direi ci prendiamo qualche secondo per vedere un'immagine, un filmato relativo a questo campionato e poi sentiamo proprio il punto del girone attraverso il nostro Renzo Baldisseri. Il servizio inerente alla Fiariccione. Il Valle Savio espugna il Nicoletti con un gol di Montanaro, punendo forse oltremodo i padroni di casa della Fiariccione, colpevoli di aver sprecato l'impossibile sotto porta. Una partita che ha visto i cesenati scendere in campo in modo ordinato, con Bendoni a dettare i tempi e Montanaro come terminale offensivo, e i padroni di casa particolarmente ispirati nel creare palle gol con il proprio tridente offensivo, ma altrettanto imprecisi. Primi minuti del match che vedono le squadre studiarsi, poi sono i padroni di casa a farsi vedere all'8° minuto con una conclusione di Grassi che Gentilini para. Al 14° la prima vera occasione per gli ospiti, con Altieri che dalla distanza impegna Barbanti che in qualche modo si salva. 10 minuti dopo, corre il minuto 24, Santucci lavora un buon pallone, mette in mezzo, ma Facchini non riesce ad impattare con la sfera. Al 30° l'occasione migliore per i padroni di casa del primo tempo e Savioli a mettere letteralmente il turbo creando il panico e verticalizza bene per Facchini che però tu per tu con Gentilini spara fuori in modo impreciso. Prima del riposo da segnalare al 44° un'iniziativa dei riccionesi con Serafini, ma nulla di fatto. Secondo tempo, 48°, Savioli gioca palla per Pivi ma il suo tiro è alto. Al 50° padroni di casa vicini al vantaggio con un'azione che parte da una punizione dopo un fallo di Resei. Punizione dai 15 metri per i biancoazzurri sulla palla Grassi che disegna una traiettoria che mette in difficoltà Gentilini che non trattiene, Facchini fermato in sospetto fuorigioco. Al 53° l'episodio che potrebbe cambiare il match, fallo di Altieri che guadagna il secondo giallo e il conseguente rosso, lasciando il Valle Savio in 10.
La Fiariccione alza il baricentro e prova a spingere alla ricerca del vantaggio. Al 56esimo ci prova Savioli, ma Gentilini, migliore dei suoi, risponde ancora presente. Stessa scena al 58esimo, ma questa volta a scontrarsi con il numero 1 degli ospiti e il numero 7 Santucci. Nel momento migliore dei riccionesi arriva, seppur in inferiorità numerica, il gol partita dei cesenati. Palla in profondità sulla destra che sorprende la linea difensiva bianco-azzurra. Palla Montanaro che con un diagonale chirurgico trafigge Barbanti per l'1-0. La squadra dello squalificato Righetti accusa il colpo, ma riesce ugualmente a confezionare azioni da reti. Al 73esimo è Santucci a provarci. Ancora una volta Gentilini non sembra aver problemi. Al 74esimo ancora padroni di casa in avanti, con 2 occasioni ravvicinate, ma la porta di Gentilini sembra letteralmente stregata ed il pareggio diventa una chimera. All'86esimo l'ultimo tentativo porta la firma di Grassi, ma per i padroni di casa non è giornata ed i 3 punti finali vanno alla squadra di Capanni tra la delusione ed il rammarico dei tifosi di casa. Renzo, stop per 2 squadre come il Coriano ma anche il Gatteo nella giornata di ieri, un po' facciamo il quadro della situazione. Cosa hai visto? Qual è stato il risultato che ti ha sorpreso di più e come vedi il momento particolare di alcune squadre? Ma io direi che il campionato quest'anno di promozione è un campionato abbastanza interessante. Io il San Pietro Vincoli non lo conosco, sono certo che addetti ai lavori di quest'estate ha fatto una squadra per poter vincere questo campionato, così anche il Castrocaro, che secondo me il Castrocaro parte sempre con il piede sbagliato, però alla fine ne uscirà fuori. Invece ritornando tra noi, tra le 7 romagnole, onestamente le squadre più accreditate anche per la campagna acquisti di quest'estate sono certamente la Fiariccione e la Marignanese. Mentre invece sia il Torconca, sia il Tropical Coriano, sia lo stesso Sant'Armete hanno squadra giovane. Secondo me l'unica cosa positiva di tutto questo hanno riconfermato, come ho detto già altro lunedì, i tecnici che Achille Fabbri, Simone Lilli e Paolo Succi sono 3 allenatori secondo me preparati, anche se non hanno un grosso organico, e non è che qui sono presenti, io ho sempre detto, sono 3 allenatori che possono salvare queste squadre, perché hanno una grossa esperienza sulle spalle, anche se non hanno un grosso organico. E sono pienamente convinto di quello che dico. Invece tornando alla Fiariccione, onestamente queste 4 partite di campionato, tra i quali fatte 3 le Muramiche, ha solo raccolto 2 punti in casa. Questa è la mancanza, vedendo anche l'immagine, con il Real Miramare, 1-1, tanti gol sbagliati, così con lo stesso con il Sant'Armete e ieri uguale. Veramente questi gol alla fine vengono a pesare. Raccogliere soltanto 2 punti su 3 gare in casa è poco, però onestamente sono pienamente convinto che l'organico che ha il Fiariccione ne viene fuori. Mentre la Marignanese è una squadra secondo me quadrata. Ecco, gli ultimi 2 anni la Marignanese, secondo il mio punto di vista, ha seminato molto e ha raccolto poco. È la verità, infatti mi danno ragione. Perché dico questo? Hanno fatto sempre delle grandi squadre, però onestamente, secondo me, alla guida tecnica, tutti i allenatori, secondo me, non all'altezza, non conoscevano il campionato. Perché dico questo? Prima Angeloni, un grandissimo organico, 2 o 3 anni fermo, non conosceva la categoria. Era nata, è sfumata. Secondo anno, onestamente, sempre la Marignanese, grande organico, allenatore che c'era Ciaroni, un uomo che ha allenato lo Juniores. Anche qui un altro errore grave per i dirigenti della Marignanese. Grandi squadre però affidate a allenatori secondo me non all'altezza, non all'altezza che non erano bravi, non conoscevano il campionato. Quest'anno invece, secondo il mio parere, ha seminato poco ma sta raccogliendo molto. Perché dico questo? Perché soprattutto c'è un tecnico preparatissimo, l'avvocato Mancini, che lo chiamo l'avvocato, che tutto sommato a Sant'Armete ha raccolto molto e ha visto anche i suoi frutti. E poi Benvenuti, che secondo me speriamo che non ha fatto il suo interesse, ma speriamo che abbia fatto anche l'interesse della società, a parte la battuta, ma ci sta, onestamente, e sono convintissimo che ci riuscirà. E oggi infatti lo dimostra, 3 vittorie e 1 pareggio. E il portiere Andreani ancora imbattuto. Quando non subisci arriverai lontano. Però onestamente quest'anno è partito con il piede giusto. Onestamente gli anni prima ha seminato molto e ha raccolto poco. Io ho sempre detto, andare in un ristorante, mangiare bene e spendere poco è difficile. Quest'anno sembra che
la Marianese abbia trovato il passo giusto. Però attenzione. Passo giusto o ristorante? Il passo giusto, anche, forse anche al Si ristorante. spende poco, Onestamente, si mangia bene. onestamente, attenzione a questo Bacchia e a questo Gatteo, che veramente è una matricola. È chiaro che l'obiettivo di questa matricola è la salvezza. Tutto sommato. Però penso che alla fine il San Pietro in Vinco, la Marianese e il Bacchia saranno, secondo me, le protagoniste di questo campionato. Abbiamo già visto, mentre tu parlavi, il prossimo turno tu sarai impegnato nella partita tra Tropical Coriano e Marignanese. Allora cosa andiamo a vedere adesso? Qual è il prossimo turno che andiamo a vedere? Sentiamo, anzi, i prossimi risultati? Sì, andiamo a vedere la prima categoria. Vai. Vediamo un po' cosa è successo in prima categoria di Girone H. Allora abbiamo la Giovane Cattolica Vis Misano 4-0, il Gia Marina 2M 0-0, Miramare 3S Salvo Decese 3-4, Milano Calcio Junior San Clemente 2-0, Pietracuta Verucchio 0-1, San Lorenzo Gambettola 0-5, Villalta Bagno di Romagna 2-2 e Stella Accademia Rimini Calcio 3-0. Questi erano dunque i risultati di ieri. Noi stasera diamo il benvenuto nella nostra famiglia al Pietracuta, finalmente una squadra della Valmarecchia. Abbracciamo tutti gli amici di Pietracuta e non solo, anche della Valmarecchia, perché ieri eravamo impegnati proprio sul campo della formazione rossoblù. Andiamo a vedere il derby di ieri che riguardava Pietracuta Villa Verrucchio. Il servizio. Nella terza giornata del Girone H di prima categoria e derby al Bindi di Pietracuta con la formazione locale in maglia rossoblù che ospita il Verrucchio di Giordano Cinquetti, in maglia rosa con calzoncini neri. Nel Pietracuta in attacco Bianchi è preferito a Stella, all'8° minuto subito locali pericolosi, palla manovrata al limite dell'area, Tani conclude di destro ma la mira è imprecisa. Ancora il Pietracuta al 14°, bravo Tani ad anticipare l'ex per Coco. L'esterno rossoblù cerca Alessandro Bianchi, l'attaccante sammarinese si porta il pallone sul sinistro, la palla però termina lato. Al 20° la risposta del Verrucchio, Michilli ci prova di destro, la palla rimpallata torna sui piedi dell'ex Borghi e respinge Canini, poi il terzo tentativo di Michilli di sinistro, murato dalla difesa rossoblù. 29° punizione di Luca Grossi, Alessandrini fa sponda di testa per Bianchi, il tiro strozzato, facile preda dell'ex Corazzi. Al 30° minuto è Tazibayev a girarsi sulla tre quarti del Verrucchio a cercare l'Eurogol, premio alle intenzioni ma la mira da dimenticare. Al 31° momenti di concitazione a metà campo per un colpo subito involontariamente al capo da Luca Grossi, l'esperto centrocampista riconvertito da mister Fregnani da ala a regista. Intervengono i sanitari e dopo le cure mediche Luca Grossi è pronto a riprendere il suo posto in campo tra i 22 giocatori. Finisce 0-0 il primo tempo e quello visto in campo è un buon Pietracuta a cui però è mancato qualcosa in fase di finalizzazione. Nella ripresa al 51° Alessandrini anticipa Girometti, la palla arriva a Alessandro Bianchi, il destro sibila non lontano dall'incrocio dei pali della porta difesa da Corazzi. Ci prova anche Luca Grossi, il destro però è solo potente e finisce alle stelle. 64° ripartenza del Verrucchio, Cannini serve Michilli, il destro imprendibile per Cannini e il Verrucchio si porta in vantaggio a sorpresa nella seconda palla gol creata. Perfetto l'inserimento dell'ex Borghi Michilli, nulla da fare per Canini, il Verrucchio si trova in vantaggio, Pietracuta sorpreso da questa veloce ripartenza, rifinita dall'esperto attaccante Cannini. La reazione del Pietracuta al 65°, il cross di Alessandrini, il tiro sporco di Tani supera Corazzi, ma non Girometti che sulla linea di porta respinge e allontana la minaccia. Il Pietracuta ci prova allora da fuori area con il sinistro di Luca Grossi, mira alta, sopra la traversa della porta difesa da Corazzi, altro mancino, dalla distanza di Alilai, l'ex Santermete, poi al 71° Canini se ne va e spreca il contropiede con un tiro sbilenco. Ancora Verrucchio con Michilli, ora c'è qualche spazio in più sulla tre quarti del Pietracuta. 84° Michilli, grande parata di Canini con la mano di richiamo, la sfera arriva a Magnani, il cross, il tacco del neoentrato Zaghini, la parata sicura di Canini. L'ultimo tentativo, una punizione di Luca Grossi, ma la palla non gira sufficientemente e finisce abbondantemente alta. Finisce così l'incontro, seconda vittoria stagionale per il Verrucchio che festeggia il match winner Michilli, per il Pietracuta seconda sconfitta su 2 partite giocate al Bindi. Renzo, ti è piaciuta questa partita? Sì, nelle immagini sì, ma forse non ai tifosi del Pietracuta. No. Su 3 partite, 2 sconfitte in casa sono abbastanza pesanti, però sono pienamente convinto che il Pietracuta ha un grandissimo organico e ne uscirà fuori. Questa è la classifica, ce la illustra il nostro Stefano Papini alias Papenni. Ieri c'era un altro derby importante, Morciano San Clemente 2-0. Sì, anche questa è stata una partita molto importante, un derby, ma sono convintissimo che anche il San Clemente con gli acquisti quest'estate, anche un centrocampista come Ricci, penso che farà bene, però penso che alla fine anche qui la sorpresa è questa Stella Rimini che con queste 3 vittorie, anche qui il portiere Villa ancora imbattuto.
voglio dire che in questo campionato ci sono 3 portieri imbattuti, quelli del Massa Lombarda, 5 per 9, 45, 450 minuti imbattuto, quello dell'Andreani del Malignanese, 4 per 9, 360, e questo portiere Villa del Stella Rimini. 3 portieri imbattuti in questo campionato, uno di eccellenza, uno di promozione e uno di prima categoria. Allora, dopo aver sentito proprio il commento, ti faccio sentire anche i commenti dei protagonisti dopo il derby Pietracuta-Villa Verrucchio. Il servizio. Secondo me oggi noi non c'eravamo per niente in campo, abbiamo giocato male tutta la partita, proprio senza il carattere che ci ha contraddistinto in questo frangente di campionato e di Coppa. Abbiamo avuto sì, forse qualche giocata meglio degli avversari nel primo tempo, ma non è la squadra che conosco io, quindi oggi molto deluso più che altro più che dalla prestazione, diciamo dalla voglia di aggredire, di giocare, forse sentivamo troppo il derby. Non mi è piaciuta la squadra, ma lo sanno anche loro, come li ho visti subito al rientro dello spogliatoio, lo sanno e spero che gli serva da lezione. Se serve da lezione miglioreremo, se no avremo delle difficoltà, perché come l'andata in Coppa abbiamo meritato noi, oggi ha meritato di vincere il Verrucchio senza ombra di dubbio. Diciamo che non abbiamo interpretato la partita secondo i nostri canoni, siamo entrati in campo un po' leggeri, dopo loro hanno giocato meglio, hanno preso magari il sopravvento in certe zone del campo. Oggi non eravamo noi, mancava un po' la nostra caratteristica. Dopo di risultato giusto, speriamo di rifarci nella prossima partita. Una vittoria veramente voluta, i ragazzi avevano preparato molto bene questa partita, sapevamo cosa dovevamo fare, come giocavano loro. Il mister durante la settimana abbiamo provato, riprovato situazioni di gioco che si erano create nel girone della Coppa, abbiamo giocato con loro in Coppa. E tutte quelle situazioni che avevamo provato sono uscite fuori veritiere, infatti loro secondo il mio punto di vista non hanno creato poca cosa, perché noi eravamo corti, pressavamo, ci proponevamo in fase di attacco con molta voglia, con tutta la squadra. È veramente una gran prestazione della squadra, segno di volontà e di forza di gruppo. Ci dà morale, ci fa capire che ci possiamo stare anche noi tra le prime, e dovranno sudarsela per vincere il campionato le altre. L'avevi detto tu, ci ha promesso che verrà a trovarci ai nostri studi il tecnico del Pietracuta, molto umile, lui stesso ha detto non mi è piaciuta la mia squadra, abbiamo meritato di perdere. Fregnani è un personaggio che io lo conosco bene, è una natura preparato, sa quello che dice, è chiaro che veramente è una sconfitta un po' pesante. Io voglio dire una cosa all'amico Lilli, questo tuo Verrucchio che tu hai giocato per tanti anni, per 2 anni, però 2 begli anni. 2 grandissimi anni, e hai vinto. Sì. Come lo vedi? Ti fa pena vederlo, no pena diciamo, no. Così, pena nel senso buono, no, vederla lì in prima categoria. Come in tutte le cose, ci sono degli anni in cui, diciamo, quei 2 anni che sono stato io abbiamo vinto promozione e eccellenza. Poi dopo hanno fatto un paio d'anni di interregionale, poi dopo come tutte le cose ci sono dei cicli che vanno in una certa maniera e per ritornare lì o per ricominciare un certo tipo di percorso ci vuole tempo e devi passare anche attraverso delle retrocessioni, attraverso una rifondazione. Credo che poi quest'anno, a detta di tutti, sia una squadra che possa ambire a stare lì davanti e riprovare a ritornare in quelle categorie, insomma, che secondo me gli compete e hanno anche insomma, anche come paese, come struttura, insomma, la possibilità di farle, no? Promozione o eccellenza che sia. Invece al mister Perassini il Gambettola come la vedi? Anche questa è una delle pretendenti. Il Gambettola è tanti anni che sta provando, sta l'organico per salire di categoria. Anche l'anno scorso si è avvicinato alla sede per la promozione. Quest'anno sembra che sia l'anno buono. Ha l'organico per farlo, allenatore bravo per poterlo fare. Vedremo cosa succederà. Anche se è partito, diciamo, bene, poi domenica ha perso in casa, domenica passata e ieri ha avuto una nuova rivincita, è andato a vincere in trasferta addirittura 5-0 a San Lorenzo, perciò penso che il Gambettola sia una delle squadre favorite, insieme anche alla Giovane Cattolica che ieri veramente nel derby ha strapazzato il Misano. Bravo, la prossima sarà 2M Pietracuta e poi ti volevo dire anche Verrucchio Stella, quindi è un'altra partita importante. Ma la sorpresa di questa Stella che io non conosco però. Punto interrogativo. Giacomo, ti è piaciuto il servizio di Riccardo Giannini? Lo possiamo... Certo.
È impeccabile, i suoi servizi Ma veramente- Giannini è un professionista. Giacomo, lo facciamo allora, lo mandiamo. Sì. Lui dopo sai che si esalta, va bene. Promosso a pieni voti. Facciamo i complimenti anche ad Elisa Dudi, autrice appunto delle riprese sul campo di Pietracuta. Ovviamente di nuovo il benvenuto agli amici della Valmarecchia e agli amici rossoblù. Andiamo pure avanti. Sì, adesso andiamo a vedere cosa è successo invece nel campionato marchigiano di prima categoria girone A, mentre attendiamo la grafica. Intanto invitiamo tutti i nostri ascoltatori a inviarci quelli che sono i video amatoriali che realizzate durante le vostre riprese, che fate durante le partite, attraverso la nostra pagina Facebook Calcio di Rigore, che poi man mano di settimana in settimana andremo a caricare. Allora vediamo cosa è successo intanto in prima categoria girone A. Abbiamo Avis Montecalvo Mondolfo 1-1, Fermignanese Cantiano Calcio 1-1, Gabice Gradara Vadese 2-1, Mercatellese Sasso Ferrato 1-3, Polisportiva Montelabate Lunano 0-0, Sant'Urso Pisaurum 1-3, Urbino Pieve Cagliese 0-2 e Villa San Martino 2-0 contro il Cucurano. Questi erano dunque i risultati. Veronica, cosa andiamo a vedere adesso? Ebbene sì, andiamo a vedere la vittoria del Gabice Gradara contro la Vadese per 2-1 con il servizio realizzato dal nostro Simone Becci. Terza di campionato per il Gabice Gradara, che deve vedersela con la Vadese. Assenti Fabbri, Sabatini e Palazzi, i rossoblù trovano fra i pali ferri e numerosi tifosi sugli spalti. Pronti via, al settimo gli ospiti si fanno pericolosi dalla bagnerina con il tiro di prima intenzione di Rossetti, che si spegne sul fondo. La risposta dei rossoblù giunge alla mezz'ora con Rossi, che lavora un bel pallone e poi serve un tacco delizioso ad Arduini, doppia finta, ma a sinistro e alle stelle. Al 43esimo ancora locali, questa volta Amadei verticalizza per Rossi, ma la sua conclusione fa la barba al palo. Sul continuo dell'azione nasce il gol della Vadese. Lungo rilancio dell'estremo difensore giallorosso, sponda, stop di petto e girata di Bruscaglia, che coglie impreparato Ferri. Gabice Gradara 0, Vadese 1. Si passa alla ripresa e bisogna attendere il 20esimo con la discesa di Bruscaglia, che cerca rasoterra sul primo palo, ma è attento Ferri. Al 25esimo le proteste dello stesso Bruscaglia gli costano l'espulsione. Con la Vadese in 10 uomini, il Gabice Gradara inizia a coprire tutti gli spazi e al 32esimo la pennellata su punizione di Amadei vale il pareggio. Gabice Gradara 1, Vadese 1. Gli adriatici acquisiscono coraggio e al 36esimo calano il bis. Cross di Costa per raccorrente Rossi, che a tu per tu con Fiorelli gonfia il sacco, regalando così i 3 punti ai padroni di casa. Gabice Gradara 2, Vadese 1. Al 44esimo i giallorossi provano a fare male da calcio piazzato, ma trovano prima il montante e poi, dopo una serie di batti e ribatti, il sinistro di Alberto Grassi è fuori misura. Nel finale esplode la gioia dei locali. Gabice Gradara 2, Vadese 1. Allora, complimenti a Ferri del Gabice Gradara, che ha sostituito degnamente Palazzi con una bella parata nel finale. Questi arrivano i complimenti dunque. Giacomo, vedevo che facevi complimenti al Gabice per il gol su punizione di Amedei. Sì, io ho visto veramente 3 gran bei gol, anche quello della Bavese, giusto? Vadese, sì, esatto, molto belli, ma la punizione è veramente di alta categoria. Voglio chiedere ai mister, un pensiero sul campionato marchigiano l'avete mai fatto? Beh, io vengo da lì, cioè, sono un romagnolo acquisito, quindi fino a 28 anni ho sempre giocato nei campionati marchigiani, quindi lo conosco abbastanza bene, però parliamo di quasi 20 anni fa. Quindi... Beh, mi ricordo quando giocavi nella Qualagna. Quindi... Ma ti ha arbitrato lui? No, è stata bene, te la ricordo. Il campionato marchigiano ha un suo perché, c'ha un'ulteriore difficoltà che è la difficoltà ambientale. Adesso ho visto anche la partita di prima categoria, mi sembra che c'erano state 300-400 persone, credo, perché facevano un bel casino. Quindi quella è un'altra... Era lei. Ero io da sola con bandiere. È un'altra situazione che ad esempio nel campionato romagnolo, tranne in alcune piazze, non le trovi, quindi i giocatori devono essere abituati, allenati anche in quella situazione lì. Anzi, colgo l'occasione per fare in bocca al lupo al Gabice, perché è un paio d'anni che ci va abbastanza vicino, soprattutto l'anno scorso. E conosco dei giocatori, conosco il mister, ho avuto la fortuna di giocarci insieme, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo e gli auguro di andare nella categoria che meritano. Bene, mentre attendiamo di vedere la grafica con il prossimo turno, Roberto?
Io sono di Stretone Bolognese, vengo da Bologna, quindi, Sì. però ho avuto l'opportunità di allenare in Serie D, quando incontravamo le squadre marchigiane erano sempre dolori, un altro calcio, altra passione, tanta gente allo stadio, e tutte le volte che andavamo giù nelle Marche per giocare erano sempre dolori. Renzo? Ma io direi una cosa, è un campionato che già, io sono un marchigiano, lo so, la sorpresa negativa diciamo della domenica di ieri è stata la sconfitta dell'Urbino in casa Sì. tra la Cagliese, due squadre decadute, perché c'è l'Urbino, c'è la Cagliese, hanno fatto Erano la Serie D. entrambe la Serie D, ma non dico questo, ci sono giocatori importanti, in settimana, oppure alcuni giorni fa, due squadre che proprio ieri si sono incontrate, Sant'Orso e Pasorum, Pisarum, sì. due matricoli, erano entrambi a 6 punti, hanno fatto degli acquisti importanti che li vorreste anche lei nella squadra. Santini, un centrale che era titolare del Fano, Santini, è andato nel Sant'Orso. In prima categoria. In prima categoria, ha scelto una vita sua, ha trovato il lavoro, però faccio per dire quali giocatori ci sono in prima categoria. Santini, un centrale che potrebbe giocare in D, in C, ha 31-32 anni. Il Pasarum, un altro giocatore importante, ha preso una settimana fa un certo Dominici, ha giocato nell'Urbania, nella Vispeloro, è un esterno alto, infatti è uno che ha fatto la Serie D, gioca in prima categoria. E infatti da quanto ho preso questa squadra c'ha 9 punti se non vado errato, e ha già fatto 2 o 3 gol. Ti faccio per dire, in queste categorie sono giocatori veramente grandi giocatori importanti. Poi ci sono tanti altri, non sono questi. È un campionato difficilissimo, come diceva giustamente Lili, sugli spalti, ma minimo 300-400 persone. Faccio per dire, la prima partita, Urbino va a dire, erano 600 paganti, un incontro di prima categoria. Dai grandi però adesso passiamo ai piccini, perché? Eh sì, passiamo a vedere il nostro speciale che abbiamo realizzato in settimana, visto che abbiamo anche qui il nostro ospite Simone Lilli per il Torconca Calcio Cattolica. La CD Torconca Cattolica nasce nel 1987 e ad oggi comprende prima squadra iscritta al campionato di promozione e circa 160 tesserati dalla juniores regionale ai piccoli amici. Lo staff di allenatori che segue le categorie della società è composto da personale qualificato, patentino UEFA B, patentino CONI FIGC e laureati ISEF Scienze Motorie. È supportato in tutte le sedute di allenamento da preparatore atletico, preparatore dei portieri e fisioterapista. Il lavoro che tecnici e giocatori compiono permette di raggiungere importanti obiettivi. Numerosi infatti sono i ragazzi che in queste categorie vengono richiesti per le rappresentative provinciali e regionali FIGC o per i vari provini con squadre professionistiche come Parma, Spal o San Marino Calcio. Lo staff tecnico è composto da Simone Lilli per quanto riguarda la prima squadra, Raffaele Di Nunzio per la Juniores 97-98, Roberto Pangrazzi allievi 99 e 2000, Marco Gaudenzi, giovanissimi 2001 e 2002, Adamo Baffioni, esordienti 2003, Marco Baffioni, esordienti 2004. I pulcini 2005, 2006 2007 sono in mano a Matteo Semprucci e Daniele Bartezzaghi. Per quanto riguarda i piccoli amici del 2008 e 2010 c'è Daniele Bartezzaghi, mentre Mirko Semproli è il preparatore dei portieri. Diverse le iniziative alle quali prendono parte i biancoazzurri, a partire dal Memorial Franco Mazzocchi e Gianfranco Micucci, rivolto a bambini e ragazzi fra i 6 e i 14 anni, e seguito sempre con maggiore interesse da genitori ed addetti ai lavori. La CD Torconca Cattolica organizza questa grande manifestazione con l'intento di sostenere lo sport animato dal divertimento, dalla passione, dai sogni e dal calore delle famiglie per i giovani protagonisti che scendono in campo. Inoltre c'è il primo progetto Scuola Calcio, un progetto attraverso il quale la CD Torconca ha cercato e cercherà di avvicinare la società agli alunni e ai docenti delle scuole di Cattolica, portando e trasmettendo la propria esperienza sportiva a livello di educazione motoria e consolidando così un rapporto importantissimo e bellissimo. Infine il centro estivo Mary Poppins. La CD Torconca, in collaborazione con la cooperativa Mary Poppins, offre la possibilità di continuare l'attività sportiva ai propri iscritti e non, anche durante il periodo estivo attivando 2 corsi, calcio, calcetto e beach soccer. Dietro le quinte, a dirigere e a pianificare le attività sopra elencate, vi è un consiglio direttivo di circa 10 responsabili.
Eccoci tornati nuovamente in studio, intanto arrivano numerosi messaggi, fra i quali anche gli auguri degli Ultras per la bella vittoria del Gabice Gradara, che sarà impegnata domenica prossima nel campo del Sasso Ferrato Genga alle 15:30. Allora, Daniele, avevi una domanda? Sì, c'è una domanda per Giacomo. Da Imola ci scrivono: per Giacomo, secondo te si può parlare di crisi nera per l'Imolese? Quando i primi punti? Sinceramente mi aspettavo molto di più dall'Imolese, quello è vero, però è ancora presto, siamo all'inizio del campionato, bisogna che le squadre prendano anche un po' di rodaggio per i nuovi arrivi, quindi è ancora presto per me per dare dei giudizi. Ti hanno preso per disperato, perché scrivono anche da Bellaria se si può parlare anche per il Bellaria di crisi tecnica. Bene, questo forse, questo è già più comprensibile, Bravo, nel senso bravo. che l'Imolese ha fatto degli investimenti e quindi a lungo andare ripagheranno questi investimenti. A Bellaria questi investimenti non sono stati fatti, quindi questo è quello che mi preoccupa di più. Siamo in chiusura, prego Renzo, Io voglio fare una velocissimo, domanda dobbiamo al chiudere. mister Roberto Pirassini, una bella squadra, Dobbiamo chiudere, due ottimi velocissimo. attaccanti, un piccolo rinforzo per fare un pensierino non c'è? La differenza tra i campionati di minore e il campionato di eccellenza, dobbiamo lavorare con tanti giovani. Se faremo qualcosa con qualche giovane. L'impegno del Cervi è sfruttare il settore giovanile e cercare di salvarci con i giovani. Quindi Logico Daniele, che- ti volevi proporre, ma No, mi io spiace, sono troppo prossimo anno Troppo Daniele vecchio. Emanuelli, vai! Troppo vecchio. Siamo in chiusura, allora grazie a Veronica Lisotti. Grazie a tutti voi. Salutiamo Renzo Baldisseri, grazie Renzo. Buonasera a tutti, a lunedì. Che si è diventato nazionale dopo Striscia la Notizia. Grazie al mister del Cervi Roberto Pirassini. Grazie a voi, buona serata a tutti quanti. Grazie al mister Simonelli Grazie. Detto Conche, Alla grazie a prossima. Giacomo Alpini. Grazie a voi, ciao a tutti. E noi ci rivediamo? Ci rivediamo lunedì prossimo 19:55 con Calcio di Rigore. Grazie per essere stati con noi. Siamo a Campiano di Talamello, nel cuore della Valmarecchia, dove facciamo visita ad una delle più rinomate aziende di produzione della piadina romagnola. Grande qualità e tradizione sono la base del lavoro di Giancarlo Fabbri, che ha iniziato le sue attività negli anni 60. Siccome noi da tanti anni, da 38 anni, lavoriamo nel campo dell'arte bianca, facciamo impastatrici, stendipista, tutto ciò che serve per lavorare la farina, e un bel giorno abbiamo deciso di fare un macchinario per fare la cottura della piadina. A questo punto il macchinario ha funzionato, abbiamo brevettato quasi tutto il mondo, però per farlo vedere avremmo tutte le volte dovuto accendere il macchinario, insomma, diventava un problema. A questo punto ho preferito fare un laboratorio pilota per far vedere come andrebbe fatto un laboratorio, in più l'ho fatto lavorare. A questo punto quando il cliente viene automaticamente le macchine sono sempre accese e in poco tempo riesco a fargli vedere il funzionamento di tutto il sistema. Ci siamo spostati, qui che cosa succede? Qui è la zona impasto, questa è la zona impasto, qui abbiamo di sotto abbiamo i silos delle farine, il tutto viene su tramite delle tubazioni, viene in questa bilancia qui fa il peso che noi desideriamo, poi la farina viene vuotata in questa impastatrice insieme allo strutto, insieme all'olio, secondo il tipo di piatto che facciamo, sale, lievito, tutto ciò che necessita. Una volta fatto l'impasto viene vuotata automaticamente in quella tramoggia è sopra una spezzatrice, quindi la spezzatrice sotto fa i pezzi col peso che noi vogliamo noi, perché ci sono vari tipi di piadina e vari tipi di misure, poi viene arrotondata, in queste cassette vengono sistemate le palline, poi vengono coperte con dei teli di nylon, una volta coperte vengono messe in quelle rastrelliere, le rastigliere vengono portate dentro una cella a temperatura di 6-7 gradi a seconda della temperatura esterna e stanno lì 24 ore fino all'indomani,
dopo 24 ore le andiamo a tirare e cuocere. Questo è ciò che si fa qui dentro. Qui siamo nella zona di cottura, tiratura e cottura. Abbiamo una macchina che tira i dischi di piada a secondo il diametro che noi desideriamo. Praticamente ci sono le palline che vengono da di là, vengono infarinate, messe su un nastro di trascinamento, poi passa sotto dei rulli in un verso e poi sotto i rulli dalla parte opposta, affinché prima viene un ovale e poi viene tonda. Una volta che è venuta tonda continua il suo percorso fino dentro al macchinario di cottura, che è un nastro. All'inizio c'è un primo nastro che si riempie con 4-5 a seconda di diametri delle piade, poi si gira sulla prima piana. La prima piana è a temperatura bassa, la seconda un po' più alta, la terza e la quarta è quella che finisce la cottura. Il tutto ci mette circa 40 secondi dalla prima all'ultima piana, il percorso è quello lì. Una volta cotta, finita la cottura, ci viene scaricato su un altro nastro. Questo nastro entra dentro un'anaconda che non è altro che un nastro d'acciaio di 140 metri, e questa anaconda è sistemata dentro una cella frigorifera. Questa piada gira dentro questa cella circa per 14-15 minuti, che gli permette da 80 gradi arrivare a 8-10 gradi, che sarà la temperatura giusta per l'imbustamento. Ultima zona è il confezionamento. Sì, questa è la zona di confezionamento e di imbustaggio delle piedine. Le piedine vengono giù da uno scivolo, che è lo scivolo che praticamente è il fine dell'anaconda, scendono su un tavolo. Le ragazze le imbustano in 5, in 3 o in 10 per busta, secondo la necessità del cliente. Vengono messi in una macchina sottovuoto, in atmosfera protettiva, dopodiché vengono messe dentro le scatole, chiuse le scatole e riposte